the sun is shining just for you, only today. If you hurry, you can get a rain. Questa passione per lavorare la vigna è atavica. La scuola è cominciata proprio come ricerca, quando abbiamo scoperto che a Venezia c'erano diversi contesti, situazioni, isole, conventi che non solo sviluppavano agricoltura, ma c'era la coltivazione della vigna e del vino. È nata l'idea di cercare i vini di laguna. Cercando i vini abbiamo trovato le vigne abbandonate e le abbiamo trovate in luoghi che erano particolarmente significativi. Abbiamo presentato un progetto che 2 anni fa abbiamo cominciato ad attuare, che è un progetto di censimento degli orti e delle vigne a Venezia. Fra i nostri scopi c'è anche quello di catalogare le vigne. La nostra associazione si chiama, per questi motivi, Laguna nel bicchiere, le vigne ritrovate. È un pezzo di cultura agricola in città antico che noi in qualche modo contribuiamo, cioè noi difendiamo pezzi importanti del paesaggio veneziano. Questi pezzi che noi difendiamo si possono assaggiare, quindi è un modo di interpretare la città, è un modo anche di rivelarla. Stiamo arrivando a Sant'Erasmo, detta anche Sarasmo, e dall'amico Michel Toulouse. L'isola di Sant'Erasmo è un paradiso nella laguna. Io sono venuto qui e ho comprato una casa per la vista, perché è una delle viste le più belle del mondo. Vedi Venezia, vedi tutte le isole della laguna. Poi quando ho comprato la casa i contadini mi hanno detto: ma Michel, tu sai che hai comprato la migliore terra dell'isola? Che vuoi ne fare? E io mi sono detto, loro fanno verdure, era una terra abbandonata. C'era un po' questa pressione dei contadini che non amano vedere una terra abbandonata. Avevo amici che fanno gran vini in Borgogna, in Côte du Rhône. Le ho chiamate e dice: che ne pensate dell'idea di fare del vino su Sant'Erasmo? Mi hanno detto: sei pazzo. Poi il giorno dopo mi hanno telefonato e mi hanno detto: ok, è una buona idea di fare il solo vino fatto sulla cantina di Venezia e tutto questo, ma ti aiutiamo a una sola condizione: fai un buon vino. Io penso, come dicono a Venezia, c'est destin, che è il destino che mi ha portato qua. E poco a poco ho lasciato la televisione, qualche volta faccio missione, ne ho fatto una in Iraq un anno fa, ho creato una televisione in Iraq, ma la mia vera vita adesso è Sant'Erasmo. Sono un San Erasmino. Il vino si chiama Orto perché l'isola di Sant'Erasmo è soprannominata l'Orto di Venezia e perché fa un bel nome, anche è bello Orto. Ci stiamo avvicinando nelle isole della Venezia nativa e poi al centro, quella piccola punta che spunta proprio al centro tra il campanile di Burano e il campanile di Mazzorbo è il campanile di Venissa, che è proprio al centro del vigneto. Tutto inizia nel 2001, quando uscendo dalla Basilica di Torcello, la più antica basilica di Venezia, ho visto di fronte a me un giardino protetto, rinchiuso, recintato, a fianco a un negozio di antiquariato. Ma quel giorno, quel giardino mi ha rivelato qualcosa che non avevo visto nelle mie visite precedenti.
ho visto un profilo intorno agli alberi e alle statue di vite, una vite che non immaginavo potesse esistere a Venezia. E così sono entrato nel negozio di antiquariato e ho chiesto la ragione di questo vigneto. E la signora Nicoletta, la proprietaria del giardino, del vigneto e del negozio di antiquariato, mi ha accompagnato all'interno. Ho visto 300 piante di vite. Le 3 piante più importanti, più preziose del suo vigneto erano le 3 in fondo, quelle di questo vitigno che lei diceva essere la Dorona, un vitigno che lei affermava essere il vitigno autoctono di Venezia. E ho appurato che effettivamente questo vitigno era davvero autoctono attraverso una ricerca scientifica sul DNA e che davvero il vigneto era una tradizione veneziana presente in tutte le isole, ancor più nel centro storico di Venezia addirittura. Ricco di questa esperienza ulteriore, ho deciso che era il caso di mappare questo vitigno autoctono, di poterlo poi ripiantare, sperimentare. E così, insieme a mio fratello Desiderio e a Roberto Cipresso, abbiamo cercato in tutta la laguna se c'erano ancora piante di Dorona, non solo queste 3 che ho trovato a Torcello. Ne abbiamo trovate altre 90. Ecco Venissa, la prima vendemmia, la 2010, è frutto di questi 10 anni di ricerca e di passione soprattutto. Il frutto di questo unico ettaro al mondo di vigneto di questo vitigno autoctono veneziano, la Dorona.